Dopo i casi di peste suina africana che si sono registrati in allevamenti in Emilia-Romagna e in Lombardia, è arrivata la critica da parte dell'Unione Europea sulla gestione dei casi. Le misure dell'Italia per controllare la peste suina sono insufficienti, si legge nel report degli esperti del team di emergenza veterinaria della Commissione Europea. È stato evidenziato anche che nella gestione della crisi è mancato il coordinamento nazionale. Una critica che anche il direttore veneto della CIA, l'associazione di categoria che rappresenta allevatori e agricoltori, si sente di condividere. Oggi la peste suina doveva essere un elemento negativo su un'area specifica, partita Liguria, poi Piemonte, e doveva bloccarsi. Non sono stati fatti le cose corrette, perché se oggi siamo a 90 km, la peste suina a 90 km dai confini nostri della regione Veneto, evidentemente manca qualcosa. Cosa ci dice la comunità? La comunità ci dice che manca il coordinamento, è un elemento determinante, cioè le regioni devono coordinarsi. C'è molto controllo per quanto riguarda gli allevamenti suini, sottolinea Antonini. La malattia però passa dalla fauna selvatica e lì le maglie dei controlli sono più larghe. Manca il controllo della peste suina. Oggi arriva una comunicazione da parte dell'ASL in cui a livello ministeriale vengono vietati lo spostamento dei suini fino al 19 di agosto su tutto il territorio nazionale. Ma è importante, blocchiamo tutto, non è un problema questo, il problema è che oggi si stanno dando molti elementi negativi ai suini, che sono anche animali sani, e si è il fuori controllo per quanto riguarda invece i cinghiali e per quanto riguarda tutte le specie selvatiche. E questo è l'aspetto negativo su questo. La comunità ci dice dovete far di più e noi siamo consapevoli del fatto che oggi a livello ministeriale si deve sicuramente far di più.